La guerra continua ad infuriare nel Golfo e continua a turbare le nostre coscienze, a sconvolgere le nostre abitudini. E questa è la settimana tradizionalmente dedicata un po' ovunque al carnevale, ma nessuna manifestazione ludica si sta tenendo. Tutte le manifestazioni del carnevale o quasi sono state cancellate. Cancellata anche la sagra del mandorlo in fiore che questa settimana si sarebbe dovuto tenere ad Agrigento con il connesso Festival internazionale del folklore. E tuttavia c'è un aspetto della sagra, del festival, che noi abbiamo pensato di recuperare, ed è quel messaggio di fratellanza tra i popoli, tra le nazioni, che dal festival, che dalla sagra sempre promana. E per recuperarlo, appunto, abbiamo spulciato nei nostri archivi, ritrovando le esibizioni rese ad Agrigento negli anni passati dai gruppi folcloristici degli Stati Uniti, di Israele e dell'Iraq, tre nazioni cioè che oggi si stanno combattendo in una guerra tragica e che noi speriamo invece di poter rivedere in una competizione che sia fatta sul palcoscenico, come quella appunto che andiamo a vedere insieme.
ונשמחה, הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה. אורו אחים, אורו אחים בלב שמח, אחים בלב שמח.